I tagli alla sicurezza che colpiranno soprattutto la polizia postale, quella ferroviaria e quella di frontiera rischiano di avere conseguenze pesanti anche in Friuli Venezia Giulia. Ne abbiamo parlato con il segretario regionale dell'UGL Polizia di Stato Raffaele Padrone. Ascoltiamo l'intervista. I previsti tagli alla sicurezza comportano effettivamente un allarme in regione? Io direi di sì. Vogliono tagliare in Italia tutte le sezioni di polizia postale e così tutte in Friuli Venezia Giulia su reati che, come ben sapete, oggi sono quelli all'ordine del giorno: la pedopornografia, la pedofilia ai danni di minori, c'è minori che si prostituiscono per una ricarica. Ecco, quindi a Pordenone, le faccio solo l'esempio, nei primi 3 mesi sono stati già aperti 200 fascicoli, sono state arrestate 3 persone e 30 persone sono state denunciate solo per reato di pedofilia. Quindi le pensi che le rapine magari diminuiscono, però il reato che oggi va alla maggiore è il phishing sui conti correnti o le truffe online. Poi vogliono tagliare ad esempio alcuni grossi posti di polizia ferroviaria. Allora lei capisce che la libertà di trovare carichi all'interno delle stazioni, questo è un allarme che io lancio oggi, che in una città come Cervignano, dove ci sono 100 binari, uno scalo molto importante, non avere un presidio di polizia diventa importante. Vogliono chiudere Tolmezzo, la gente da Tolmezzo dovrà scendere a Udine e farsi 80 km per fare una denuncia. E allora 270 uffici di polizia di tutta Italia, 12 in Friuli Venezia Giulia, cominciano a essere un dato molto importante e allarmante, anche perché, ripeto, non è vero che si risparmia, questo è il problema, perché enti privati come le ferrovie gestiscono la polizia ferroviaria, enti privati come le poste garantiscono gli uffici della polizia postale, e non significa neanche portare nuova linfa alle questure, perché portiamo un personale che ha superato già i 50 anni. Hai detto che siamo solo all'inizio con questi tagli, cosa ci si deve aspettare? Almeno altri 2 tronconi, sulla specificità dei poliziotti. Ecco, sono stati tolti artificieri, sono state chiuse squadre nautiche, sono state chiuse commissariati. Questo è il primo troncone, la prima tranche, ce ne saranno sicuramente altre 2.